Inizio col dare qualche numero. In Sicilia abbiamo attualmente più di 5.000 concessioni di demanio marittimo, di cui 620 sono stabilimenti balneari. In tutto sono occupati da questi stabilimenti il 22% di 425 chilometri di spiaggia. Stiamo parlando di 100.000 posti di lavoro, $500 miliardi fatturato, che viene a essere il 30% di tutto il PIL del turismo siciliano. Gli oneri che la regione siciliana, in quanto titolare del demanio, incassa da queste concessioni è di 15 milioni di euro. Quindi potete immaginare l'impatto che può avere il Consiglio di Stato quando interviene e pone la deadline al 31 dicembre 2023, e quindi anticipandola rispetto a quello che che lo Stato italiano aveva ultimato con la data del 2033. Quindi le difficoltà sono tante. In Sicilia, come le avevo anticipato, abbiamo aggiunto se vogliamo, come dire, una variabile che complica ancora più le cose, perché così come ha detto l'assessore Cordato, l'assessore regionale al territorio e all'ambiente, la regione siciliana, secondo la sua lettura, non verrebbe come dire, toccata da questa pronuncia del Consiglio di Stato, perché la norma sul demanio è stata recepita con una legge regionale, e quindi, secondo la lettura che dà il nostro assessore regionale, in Sicilia il termine è rimasto quello del 2033. Dopodiché, da quella data in poi si passerebbe alle procedure di evidenza pubblica. Vi rendete conto come in questo momento sarebbe forse più opportuno essere nelle condizioni di un imprenditore veneto che almeno sa che c'è una data certa, piuttosto che un imprenditore siciliano che si trova in questa, come dire, questa diatriba di norme e non sa se domani viene fuori un'ulteriore sentenza che sancisce che effettivamente la data ultima è il 2023 e non il 2033. Quindi siamo in una situazione di impasse generale. È chiaro che gli operatori turistici non possono investire in questo momento storico, e questo tiene ferme le nostre economie, che in un piccolo paese poi come il mio si riversano immediatamente in problemi di natura sociale, oltre che di mancanza di posti di lavoro.